Attilio Ricci, allenatore del Football Club 05, è una vittoria importante sul campo del Sennori che dà comunque continuità a questo vostro cammino in vetta alla ricerca, insomma, della vetta della classifica. Sì, vittoria importante, venivamo questa è la seconda trasferta consecutiva nel Sassarese, la prima con la Lanteri, questa anche oggi, niente, era fondamentale vincere queste due. Adesso vediamo un po' il Palau se riesce a rallentare, il calendario adesso è più favorevole a noi. Vediamo un po', noi siamo bene anche fisicamente, si è visto penso la partita di oggi, quindi siamo lì, siamo pronti sperando un piccolo passo falso. Ci proviamo fino alla fine. Assolutamente. Ecco, insomma, la tua squadra ha grandissime qualità tecniche, su questo c'è poco da discutere, però quello che mi ha lasciato particolarmente colpito oggi è stata la capacità di soffrire anche la tua squadra in quei 5-10 minuti subito dopo avete preso il gol del 2-1. Allora ti chiedo quanto è stato difficile, insomma, se lo è stato, trasformare dei giocatori così, un insieme di giocatori in un gruppo che lotta, insomma, e cerca di vincere insieme. Non è facile perché per fortuna, ringraziando la società, ho 22 titolari, veramente 22 titolari, e non è facile far capire che si può anche soffrire la domenica. Invece piano piano con l'andare delle partite, con qualche delusione presa, con qualche avvicinandoci sempre di più finali del campionato, dove il posto in palio è maggiore, il gruppo si forma da solo. Le vittorie portano vittorie, risultati, armonia, e quello è molto più facile, molto più semplice così. Assolutamente. Ecco, invece parliamo un pochino del campionato, insomma, c'è questo testa a testa con il Palau, siete le squadre, insomma, che fate la differenza sia insomma, dal punto di vista del gioco che dell'organico, e ti chiedo però in generale un commento sia su chi sta lottando per i playoff, per il terzo posto ormai disponibile, e invece per la zona bassa della classifica, un tuo commento. Beh, il terzo posto adesso non so i risultati di oggi, però mi sembrava che Logosanto avesse vinto. Logosanto io la vedo in pole position, solo per il fatto che in casa hanno qualcosa in più, hanno una grinta particolare, noi ne sappiamo qualcosa perché abbiamo perso da loro, e li vedo molto favoriti anche rispetto allo Ziri. Per quanto riguarda la zona di retrocessione, chi ha più benzina adesso si salva, perché si è tirata su anche la Fulgor, noi adesso domenica abbiamo visto la Lanteri, abbiamo visto il Sennori, fra 2 domeniche andremo a vedere Tula, poi Chiaramonti. Chi ha più benzina adesso si salva tra di loro, perché adesso la differenza la fa l'aspetto fisico, chi si è allenato meglio, chi continua ad allenarsi con continuità, il numero di giocatori che vanno in allenamento, questo è un picco per tutti i mister, avere tutti che si allenano fino alla fine. Perché più ti alleni, adesso corri di più, e l'aspetto fisico purtroppo è fondamentale, non vanno più i valori tecnici, tattici, chi corre di più adesso vince. Certo. Quindi adesso dipende molto dalle condizioni fisiche in cui si trova. Benissimo, allora ringraziamo Attilio Ricci per questo suo commento e in bocca al lupo per questo rush finale di campionato. Crepi il lupo.